E si ritorna nuovamente in diretta qui a Radio Orion nelle Stelle di Napoli. Arriva lui, Enzo Criscuolo, viva le donne! E abbiamo proprio lui, ragazzi, dal vivo qui negli studi di Radio Orion, Enzo Criscuolo, eccolo qui. Buongiorno Enzo! Buongiorno ragazzi! Buongiorno a te, come stai Enzo? Tutto alla grande, quando siamo in buona compagnia sempre alla grande. Enzo Criscuolo che è stato con noi alla quarta festa dell'amicizia, adesso dallo studio 1 di Radio Orion per fare gli auguri a tutti quanti, ma prima di fare gli auguri Enzo vogliamo sapere oggi cosa mangi. Non lo so perché oggi sarò a sorpresa. Non cucinando, quindi non lo so. Speriamo che non si mangia troppo perché sennò fuori dalle feste dopo sappiamo anche che devi mangiare leggero perché c'hai 2 o 3 impegni nella giornata della vigilia di Natale per portare un po' di felicità nei vari luoghi dove le persone si accolgono per fare questo grandissimo cenone. Vabbè Enzo, a te la parola, fai gli auguri agli ascoltatori, ai tuoi fan, alle tue fan, quello che vuoi, vai. Io mando un mega bacio a tutte le persone che stanno guardando perché comunque qua stiamo pure riprendendo, quindi ci guarderanno sicuramente. Alle persone che stanno ascoltando Radio Orion, continuate a farlo, continuate a richiedere i brani come state facendo. Lo mando a tutto lo staff di Radio Orion, un tempo eccezionale, le persone che ovviamente erano alla quarta festa dell'amicizia, perché siamo stati veramente bene accolti alla grande e sono stato molto contento. Prossimamente uscirà un mio nuovo brano, ma sicuramente sarà qua proposto. E quindi in anno nuovo partiremo alla grande. Io sto mandando avanti un messaggio un po' su tutte le tv, le radio, che quello là, portate avanti l'amore e quindi evitiamo la guerra. Viva l'amore, viva l'amore e viva le donne. Ogni volta che io chiudo il mio programma, ragazzi, fate l'amore, non fate la guerra. Bene. Questo lo dico ormai da 2 anni qua a Radio Orion. Io penso che un sorriso in questo momento ci vuole perché nel mondo, ma non solo in Italia, nel mondo attualmente ci vuole un po' di sorriso in più. Quindi aprendo questo canale, questa porta, facciamo tantissimi auguri anche alle persone meno fortunate che quest'oggi o stanno da sole oppure sono a problemi come la crisi. Quindi oggi è Natale, priorità, noi da Radio Orion con Cantiamo Napoli, con Enzo Criscuolo abbiamo detto tutto, vi auguriamo il meglio del meglio, anzi sinceramente vi auguriamo il doppio della felicità che vorremmo per noi. È l'augurio più sincero. L'ultima cosa, Enzo, vuoi ricordare qualche tuo appuntamento televisivo Cantiamo Napoli? Vedi tu. Cantiamo Napoli è in onda qui ogni giorno anche su Radio Orion e poi sulle varie emittenti. La nuova registrazione ci sarà il 29 dicembre, anzi ne approfitto per fare anche gli auguri da parte di Alfonso Criscuolo, quindi di tutto lo staff di Cantiamo Napoli. Da parte mia invece io dal 9 gennaio ogni venerdì sarò in diretta su Teleampi dalle ore 21, ma sicuramente sarete anche voi ospiti quindi sarà un piacere avervi lì e poi continuate a seguirci. Un mega bacio da Enzo Criscuolo e ancora tanti auguri, buon Natale e buon anno nuovo. Quindi il 29 tutti quanti con l'appuntamento della nuova registrazione di Cantiamo Napoli e andremo tutti quanti vestiti da Babbo Natale e da Radio Orion tutti quanti Cantiamo Napoli. Ciao Agliù!